Benvenuti, con questa nuova puntata di Borghi d'Italia siamo giunti ad Andora in provincia di Savona. Il comune è conosciuto per l'eccellenza del suo porto, delle sue spiagge e dei caratteristici borghi dell'entroterra. Andora si affaccia sul Mar Ligure e conta circa 8.000 abitanti, ma l'estate diventano 70.000. Nel corso della puntata scopriremo tante cose belle. A voi Andora! Andora, io devo ringraziare gli andoresi perché è una città pulita, di brava gente, che quando sono venuta qui i terreni erano fino al mare giù, non c'era palazzi, c'era le case dei signori Mordeglia, parecchie che adesso non li ho più, me li ricordo ogni tanto, erano brava gente, a me mi hanno accolto come una figlia e io ho conosciuto qui mio marito e poi dopo un anno così ci siamo sposati, abbiamo preso quella casetta lì dove abito in affitto, poi con mio marito abbiamo comprato quella casa. Io qui a Castello ho questa chiave che ce l'avevano dei vecchietti che poi sono morti, ma quando ci avevano questi vecchi mi dicevano Maria e San Giacomo c'è la messa per questo, per quello, mi dai una mano, mettere 2 fiori, portavo dei vasi da casa perché abito lì sopra, portavo i vasi, tutto quello che potevo e poi sono morti loro, mi è rimasto le chiavi e le chiavi ce l'ho. Sono 55 anni più che ho le chiavi, quasi 60 anni. Non la dimenticherei mai, anche se dovessi andare via, non so. Questa è una chiesa che non si può dimenticare perché c'è anche un Dio che ci vede. Andora è conosciuta anche per le sue bellissime frazioni, la frazione di Rollo, prospiciente il mare, dove ha un panorama bellissimo. La borgata di Castello, che è conosciuta soprattutto per la sua storia, la nostra chiesa di Santi Giacomo e Filippo. La borgata di Collamicheri, che è stata scelta dal nostro esploratore norvegese Ture Heyerdahl, che intorno al 1950 è venuto qui dopo aver fatto una vita di importanti esplorazioni. La borgata di Duomo, che è molto conosciuta per la rievocazione che facciamo tutti gli anni del nostro storico presepe vivente, ma ci sono anche altre frazioni che possiamo trovare sulla piana di Andora. La frazione di Molino Nuovo, molto importante per il numero di residenti e insediamento di case, la frazione di San Bartolomeo, che ha il campanile più alto e più importante della città, poi abbiamo
San Giovanni, dove c'è il nostro più importante cimitero. Nella parte più alta di Andora troviamo la frazione di Conna, che è quella che ha un sentiero panoramico che porta poi al Pizzo d'Evigno della provincia di Imperia. La storia del nostro comune è antichissima, pare che risalga all'VIII secolo a.C., prima ancora della Costituzione di Roma. Successivamente, intorno al 1200, è passata ai Marchesi di Clavesana e ancora dopo è passata alla Repubblica di Genova. Da qui il simbolo nel nostro gonfalone di Andora, che ha proprio una parte che riguarda il simbolo di Genova. Andora dal 1900 ha fatto parte della provincia di Genova e poi costituita provincia di Savona. Oggi, insieme ai comuni di Steranello, Testico, Ceso e Chiusanico, fa parte dell'unione dei comuni Valmerula e Montarosio. Per me Andora è il cuore. Io sono nato qua, sono vissuto qua e sono certo che tutti i turisti che verranno ad Andora non rimarranno mai delusi. Sono tante le chiese presenti ad Andora, in provincia di Savona. Con il vicario foraneo andiamo a percorrere l'itinerario religioso. Cari amici, ci troviamo davanti alla chiesa dei Santi Giacomo e Filippo in località Castello, nel comune di Andora, e siamo lieti di avere questi due santi apostoli come patroni proprio perché ci consegnano tutta la purezza dell'incontro con il Signore, della vita vissuta e trascorsa insieme con Lui, e ce lo tramandano, ce lo trasmettono, e noi nel nostro piccolo è quello che vogliamo provare a fare con la nostra vita di fede. Questa chiesa è anche un edificio monumentale molto significativo per quanto riguarda la nostra regione Liguria, è sicuramente uno dei monumenti più importanti, risalente alla seconda metà del secolo XIII, costruita con la pietra di Capomele, e poi un monumento appunto a cui siamo molto legati. Direi che possiamo citare un altro esempio molto bello e significativo di luogo di culto, se volete, della nostra cittadina, che è la chiesa di San Giovanni, la pieve di San Giovanni, perché è la chiesa più antica della nostra valle, quella che davvero per prima ha consegnato un pochettino tutto l'aspetto di fede, tutta la religiosità alla Val Merula. Un altro luogo così significativo della nostra valle è certamente il borgo di Collamicheri con la cappella di San Sebastiano. Lì, sulla via Iulia Augusta, troviamo la sedia dove Pio VII, tornando così dal soggiorno obbligato francese, si è seduto, si è riposato, ha passato sicuramente qualche ora. Tant'è vero che questo evento è ricordato anche da una epigrafe che troviamo sulla sommità del portone di questa chiesa. Scendendo poi ad Andora Marina, che poi è la parte più abitata della nostra città, dove si svolge poi concretamente la vita quotidiana, diciamo pure sia dei residenti ma anche dei turisti, degli ospiti che così animano un pochettino la nostra cittadina, troviamo anzitutto due parrocchie dove di fatto la vita religiosa e di fede si vive in maniera più ampia certamente, e sono la parrocchia del Cuore Immacolato di Maria, che è affidata alle mie cure, e la parrocchia di Santa Matilde, affidata invece alla cura dei canonici regolari lateranensi. La parrocchia di Cuore Immacolato di Maria
Maria è quella un pochettino più abitata. Ad essa in qualche modo è legata la festa di Santa Rita, tra le altre, una festa di nuovo molto antica della nostra città. Il 22 maggio, se vogliamo ricordare un aspetto devozionale, è anche questo della benedizione delle rose, del portare a casa le rose benedette, che in qualche modo ci fanno ricordare che la vita è bella come la rosa, ma a volte anche c'è qualche spina e quindi sicuramente con qualche difficoltà. Vi lascio anche un pensiero per vivere bene il Giubileo, quest'anno speciale di grazia grande che ci ha regalato Papa Francesco, in cui siamo davvero chiamati a anzitutto ricevere la misericordia che viene da Dio, frutto della Pasqua, se volete, frutto della morte e della risurrezione di Gesù, e soprattutto poi provare a esprimere attraverso le tanto belle e significative opere di misericordia, sia quelle corporali che quelle spirituali, attraverso le quali noi possiamo mettere in pratica in maniera molto concreta quello che è il desiderio di Cristo Gesù, e cioè di renderci degli uomini e delle donne misericordiosi come il Padre. Adesso andiamo a degustare i piatti tipici della cucina di Andora in provincia di Savona. A voi la gastronomia. Sono una cittadina di Andora e mi chiamo Piccardo Emanuela e sono residente ad Andora. Adesso andiamo a scoprire alcuni piatti tipici del nostro territorio. I muscoli che faccio in casa con un po' di olio, prezzemolo, qualche pomodorino e via. Sono pescati in Mar Ligure. Poi passiamo alle sardine ripiene fatte da noi. C'è solo aglio, prezzemolo, mollica di pane, formaggio, uova, poi sono fritte e via. Poi c'è la farinata che anche quella è molto semplice e c'è solo farina di ceci, acqua e un po' di sale e un po' d'olio. Basta. Poi passiamo ai ravioli fatti in casa con voragine, biettole, uova, formaggio e la sfoglia fatta in casa. Il sugo, un ragù. Poi passiamo alla pasta al forno, ci vuole la sfoglia, fagiolini, pesto, formaggio e burro e poi messa in forno. Passiamo al coniglio alla ligure col vino bianco, olive, pinoli, olio e basta. E condiglione alla ligure c'è solo pomodori, olive, basilico e cipolla. Poi abbiamo altri prodotti, tutte cose casalinghi, frittelle di mele, poi c'è la stroscia che c'è solo acqua, zucchero, farina e un po' di sale e basta. Poi abbiamo la verdura dell'entroterra del nostro territorio, tutta roba molto tipica fatta dai contadini qua. Poi finiamo con il nostro vino, il vino della Riviera, di qui di Andora, c'è vino bianco, vino nero. L'olio abbiamo tutto noi, fatto dai nostri contadini. L'itinerario culturale di Andora trova la sua centralità all'interno del Palazzo Tagliaferro. Andiamo a visitarlo. Vi accogliamo nelle sale affrescate di Palazzo Tagliaferro ed in particolare al secondo piano dove abita il Contemporary Culture Center di Palazzo Tagliaferro. Una piccola introduzione a questo che è uno dei cuori di Andora. Palazzo Tagliaferro ha subito un grande intervento di restauro ed è stato dedicato poi, grazie alla volontà dell'amministrazione, interamente alla cultura. Abbiamo differenti piani all'interno
all'interno del palazzo. Al primo piano ha sede il Museo Mineralogico Luciano d'Abroi, che è un grande patrimonio per la città di Andorra, in quanto è secondo per importanza in Europa, per importanza sia dei minerali esposti che del numero di minerali esposti. Da circa 2 anni stiamo lavorando per valorizzare questo patrimonio che è lascito di un cittadino andorese, Luciano d'Abroi, e lo facciamo attraverso esposizioni di mostre che siano collegate alle tematiche del Museo dei Minerali. E grande successo di questo impegno e del lavoro che stiamo portando avanti è il fatto che il Festival della Scienza di Genova l'anno scorso ci ha accolto come location esterna. Al secondo piano, quindi nelle sale del piano nobile dove siamo e dove potete ammirare le sale affrescate che sono state mirabilmente restaurate, lavoriamo proprio come centro di arte contemporanea. Spesso ospitiamo anche rappresentazioni teatrali, reading poetici e presentazioni di libri. Insomma, il programma culturale è molto ampio. All'interno del palazzo è visitabile la cappella, che è mirabilmente affrescata, e una chicca è quella che si può ammirare anche da una finestra del Museo Mineralogico. Attraverso le mostre che creano degli scambi transnazionali fra Palazzo Tagliaferro e musei e altre realtà culturali nel mondo, riusciamo a diventare anche polo attrattivo per il turismo culturale. Anche il suggestivo borgo antico del castello è protagonista con un'importante manifestazione pasquale. Andiamo a scoprirla. Ci troviamo a Castello, sotto il muro, uno dei muri principali del Paraxo. In questo luogo culmina la nostra rappresentazione teatrale, che è La Passione di Cristo, messa in scena dalla Proloco di Andorra, che coinvolge più di 60 persone, tra attori e comparse, tutte persone che non sono attori, ma per l'occasione si prestano, si mettono in gioco, si divertono e danno vita a questa borgata. Chi viene a godere di questo luogo e di questa rappresentazione non è solo uno spettatore, ma è parte integrante del popolo. Questa rappresentazione avviene ogni anno venerdì prima della Domenica delle Palme, proprio per non andare a toccare la Settimana Santa e non dar fastidio, diciamo, alle celebrazioni religiose. Questo è l'evento, diciamo, di punta, perché come Proloco vogliamo valorizzare le borgate. Portare 300 persone andoresi in questo posto per noi è un grandissimo successo. Come Proloco siamo anche attivi comunque durante l'estate con manifestazioni, definiamole un po' più goliardiche, quindi un carnevale estivo e collaborazioni con tutte le altre associazioni. Ecco, siamo giovani, ci piace divertirci, ci piace farlo facendo riscoprire la nostra Andorra e le nostre spiagge. L'anno scorso abbiamo tentato un record del mondo, un Guinness World Record, e ci siamo anche riusciti con la pista delle biglie più lunga del mondo sulla sabbia, quindi alla faccia di chi ha i litorali sabbiosi, anche in Liguria c'è la sabbia. Andorra è casa mia. Cosa devo dire? Andorra, soprattutto poi questa borgata, è il mio luogo del cuore. Quindi Andorra è sole, Andorra è passeggiate, Andorra è il posto ideale dove faccio crescere i miei figli. Che cos'è la Scuola del Pesto? Andiamo a scoprirlo con il signor Marco.
Buongiorno a tutti, buongiorno anche le carissime allieve. Siamo qua in questa prima scuola itinerante di pesto al mortaio. Solitamente inizio la lezione parlando della storia del pesto, ma oggi dobbiamo stringere i tempi, quindi dico solo che dire pesto per un ligure è come dire pizza per i napoletani, è come dire riso per i cinesi, per noi è un piatto della memoria. Parlare di pesto per noi diventa una cosa seria, talmente seria che nei 330 km della Liguria ogni 2 km cambia la ricetta, però ci siamo troppo affezionati. Quello che andiamo a fare oggi è la ricetta originale, quella depositata dalla Regione Liguria, che prevede l'utilizzo dei 7 ingredienti canonici, i magnifici 7 li chiamiamo noi, perché sono tutte 7 eccellenze del nostro territorio e del territorio italiano. Contemporaneamente dovremo acquisire la manualità e la gestualità nel fare il pesto con il mortaio, un'antichissima arte che si tramanda in Liguria da generazioni, talmente radicata nella nostra cultura che l'anno scorso la Regione Liguria l'ha candidato come patrimonio dell'umanità. I primi 2 ingredienti che andiamo a utilizzare rigorosamente insieme sono l'aglio di Vessalico e i nostri pinoli di prima qualità di Pisa. Pinoli di Pisa che sono proprio gli unici che hanno gli oli essenziali che ben si aggregano agli oli essenziali del basilico genovese. Questi primi 2 ingredienti vanno introdotti nel mortaio e pestati finché non si amalgama completamente i 2 ingredienti. Dopo questa operazione sembrerà strano, ma si è quasi finito di pestare. Nel mortaio dovranno essere introdotti le foglie di basilico genovese DOP. In contemporanea alle foglie di basilico introdotte dentro il mortaio bisogna aggiungere un pizzichino di sale marino. Perché il sale in quel momento lì? Perché il sale ne impedisce l'ossidazione, quindi il basilico resta di un verde chiaro e il pesto resta molto più appetitoso. Una volta introdotti questi non si pesta più, ma il movimento da fare, che stiamo vedendo, è quello di far ruotare leggermente il mortaio e con l'altra mano, con la torsione del polso, andare a sfregare le foglie contro le pareti del mortaio, esattamente come stanno facendo le nostre ragazze. Quindi una volta sfilacciato tutto il basilico dobbiamo aggiungere gli ultimi 3 ingredienti che vanno aggiunti in rapporti ben precisi: il nostro pecorino sardo con una stagionatura di 15 mesi e il nostro parmigiano reggiano con una stagionatura di 24 mesi. Ultimo ingrediente, quello che lega il tutto, è il nostro olio extravergine di oliva ligure DOP, e mi permetto di aggiungere di questo tratto di riviera, come è stato anche riconosciuto dal professor Rebora, il luminare assoluto di quello che è l'enogastronomia e la storia della gastronomia in Liguria. Che dire, dopo aver sapientemente amalgamato tutti questi ingredienti, e come c'è scritto qua, diventa una golosissima, una golosa emozione. L'unica rammarico è non riuscire a trasmettervi il profumo che c'è in questo momento qua intorno. Per quello dovete semplicemente venire ad Andora e state tranquilli che il profumo sarà il compagno della vostra vacanza. Arrivederci a tutti. Adesso spostiamoci nel borgo antico di Duomo per conoscere una manifestazione che ogni anno organizza l'associazione Andora Più. La borgata di Andora Mulino viene scelta tutti gli anni dall'associazione Andora Più in collaborazione con la parrocchia di San Pietro, la Proloco di Andora e il comune, per inscenare un presepe vivente in un'ambientazione assolutamente straordinaria e caratteristica. Il borgo, con le sue strade in pietra, i suoi androni, i suoi gumbi, cioè i frantoi in dialetto ligure, ospitano i vari figuranti, che sono più di 100, e vanno ad impersonare mestieri quali l'arrotino, il calzolaio, il ciabattino, il mercante di stoffe, il mercante di verdura. Ci sono gruppi formati da contadini, gruppi formati da pastori, i pescatori,
e tutti insieme danno vita ad una rievocazione storica che cerca di raffigurare quello che potrebbe essere l'anno zero riportato in un classico borgo ligure. Il 6 di gennaio di ogni anno cerchiamo con la nostra associazione di dare vita a questo borgo e di fare per quanto più possibile onorare la festività dell'Epifania. La manifestazione ogni anno si chiude con la celebrazione della Santa Messa nella cappella di Maria Bambina, una cappella che è espressione classica del barocco ligure e si caratterizza da un campanile a 3 facciate. Durante la visita i visitatori trovano diversi punti di ristoro e possono degustare piatti caratteristici e inerpicandosi lungo la salita che porta fino alla cappella godere di tutte le varie ambientazioni che i figuranti mettono in scena. Non posso che essere orgogliosa di quello che riesce ad essere Andorra, quasi un microcosmo dove tantissime realtà trovano vita e trovano spazio. Se vorrei venire in po' che facciamo un caffè e chiacchieriamo un po' del più e del meno, mi fa tanto piacere se venite. Andorra in provincia di Savona ha sorpreso noi e sorprenderà anche voi. Sono tanti gli itinerari da percorrere. Per rivedere tutte le puntate di Borghi d'Italia potete consultare il nostro sito. Buone passeggiate ad Andorra. Ciao!